Operazione dei carabinieri contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia. Arrestati 4 presunti trafficanti di esseri umani. È questo lo scenario sul quale per oltre un anno i militari della compagnia di Sciacca hanno svolto complesse indagini attraverso una fitta rete di pedinamenti e intercettazioni, riuscendo a documentare le varie fasi organizzative ed esecutive della tratta. Secondo le indagini, le traversate venivano attuate con potenti motoscafi che dalle spiagge della Tunisia, dal punto più vicino alle coste italiane, raggiungevano il litorale trapanese, in particolare Marsala o Mazara del Vallo, percorrendo in media circa 100 miglia. L'operazione della Procura di Marsala, con il nome in codice Caronte, è stata portata a termine all'alba di oggi da circa 70 carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento tra Menfi, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino, Marsala e Cesena. Gli arrestati devono corrispondere, oltre che di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, anche di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, poiché, secondo gli investigatori, insieme ai migranti trasportavano anche sigarette di contrabbando destinate al mercato nero. 4 le ordinanze di custodia cautelare notificate. Per un altro degli indagati è invece scattato l'obbligo di dimora a Marsala. Le indagini avviate nel gennaio 2017 presero spunto dalla denuncia di furto di un gommone, poi risultato infondato, fatta proprio da uno dei componenti dell'organizzazione alla stazione Carabinieri di Menfi. Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il natante fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. Il gruppo criminale avrebbe portato a termine vari sbarchi avvenuti nelle coste del Trapanese. Si è accertato inoltre che il ruolo del coordinamento delle operazioni veniva svolto da un italiano che spesso si recava personalmente in Tunisia, allo scopo di poter meglio gestire l'organizzazione dei viaggi e prendere accordi diretti con i tunisini compiacenti. Sull'imbarcazione per ogni traversata venivano complessivamente trasportate dalle 12 alle 15 persone, oltre a circa 1600 stecche di sigarette. Ogni viaggiatore pagava invece all'organizzazione dai 4.000 ai 5.000 euro. Secondo gli inquirenti, ciascun viaggio poteva generare complessivamente, tra il traffico di esseri umani e quello di sigarette, profitti anche fino a 75.000 euro. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno anche sequestrato 2 fuoristrada utilizzati dall'organizzazione come mezzi d'appoggio per il trasporto dei tabacchi lavorati esteri.